completamente distrutto la casa di una giovane coppia con una bimba di pochi mesi. Hanno perso tutto, dicono i volontari della Protezione Civile che si sono mobilitati per aiutarli. Per l'INPS, alla città metropolitana di Venezia, gli stipendi più poveri di tutto il Veneto, secondo la CGIL, è l'effetto della sempre maggiore conversione dell'economia dal manifatturiero al turismo. Un blitz notturno non rivendicato per sensibilizzare sulla perdita di abitanti ha coinvolto diverse zone di Venezia, prese di mira le locazioni turistiche con la scritta "Tu casa era mi casa". Domani pomeriggio il Patriarca Morali aprirà ufficialmente l'anno santo per la diocesi di Venezia. L'ostensione della Santa Croce sarà il rito che darà inizio al giubileo. È stata definita da più parti come l'isola che non c'è, il Bacani, un'isoletta che va consolidandosi nella laguna di Venezia, un'evoluzione che sotto la lente di ingrandimento degli esperti. Stampate a grande dimensione saranno esposte gli ingressi di tutti gli ospedali di tutte le sedi dell'ULSS 3. Sono le foto vincitrici del concorso indetto dall'azienda sanitaria di Venezia. Domani pomeriggio alle ore 15 gli arancio-nero-verdi di Eusebio Di Francesco saranno di scena al Maradona per l'ultima partita del 2024 contro il Napoli in piena corsa scudetto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali una storia che arriva dall'isola di Burano, dove un incendio ha completamente distrutto la casa di una giovane coppia con una bimba di pochi mesi. Hanno perso tutto, dicono i volontari della Protezione Civile che si sono mobilitati per aiutarli, come ci racconta Filippo Fois con Sandro Ponchio. Avevamo comprato questa casa da 7 mesi, insomma, che era appena nata la bambina e purtroppo l'altro ieri è successa questa cosa, siamo ancora un po' scioccati. Ha tutta la vita davanti Jacopo Torcellan, 24 anni, pescatore di professione a Burano, dove vive con la compagna Asia e una figlia piccola. Ma la mattina di Santo Stefano il cortocircuito di un quadro elettrico ha completamente distrutto la casa che stanno ancora pagando e tutto quello che c'era dentro. Bisogna ricomprare tutto, e qualsiasi cosa uno abbia in casa poi gli viene in mente di ricomprarlo, quindi le spese saranno ingenti. Solo l'affitto dell'appartamento dove si sono dovuti forzatamente trasferire il mutuo della casa distrutta peseranno 1.600 euro al mese, un costo insostenibile per una giovane famiglia che dovrà anche sobbarcarsi le spese di restauro di quanto distrutto dall'incendio. Soli, sconvolti, senza più niente, Jacopo e Asia hanno però trovato subito il sostegno dei volontari della Protezione Civile di Burano. Li abbiamo convocati e abbiamo chiesto se volevano intervenire, se volevano affrontare questo percorso con noi. A questi ragazzi serve tutto, quindi abbigliamento, giochi per la bambina, perché fatalità è successo proprio il giorno dopo di Natale, quindi la bambina poverina ha perso tutti i giochi. Certa gente vedo che ci porta dei doni verso di loro, ci portano giocattoli per la bambina e spero che adesso vengano su dei soldi, qualcosa per aiutare questa giovane coppia. I volontari della Protezione Civile di Burano hanno già donato il loro fondo cassa, ma non può bastare. Per questo hanno attivato un IBAN al quale chiunque può offrire il suo contributo con la causale Incendio Burano, Jacopo e Asia. Siamo senza parole perché già da subito, l'altro ieri che è successo il fatto, ci hanno già subito prontamente dato un alloggio, portato dei vestiti delle mamme, i miei amici hanno portato dei vestiti, altre persone lo stesso, anche per mia amorosa. E niente, sono senza parole, ecco, vi ringrazio tanto. Signore Burano, una mano sul cuore, chi ha una casa da sistemare i ragazzi, ma non dico proprio a fondo perduto, quei 100 euro, insomma è una cosa simbolica, bisogna mettersi la mano sul cuore. Questo dunque è l'appello che parte da Venezia e apriamo la pagina economica con la città metropolitana di Venezia che ha gli stipendi più poveri di tutto il Veneto. È emerso da un'elaborazione dei dati INPS da parte della CGIL. Secondo il sindacato è l'effetto della sempre maggiore conversione dell'economia dal manifatturiero al turismo. La nostra economia si è trasformata, sta continuando a vedere l'avanzata di alcuni settori che hanno contratti più poveri, più precari, con salari meno adeguati.
Sono numeri allarmanti quelli denunciati dalla CGIL. Non solo Venezia è il comune con reddito pro capite più basso tra tutti i capoluoghi di provincia del Triveneto, è tutta la città metropolitana a soffrire una trasformazione dell'economia che vede un avanzamento sempre più marcato dei settori legati al turismo rispetto all'industria manufatturiera. Il risultato è che, secondo l'elaborazione dei dati INPS, nel 2023 la retribuzione annua lorda in provincia di Venezia si è fermata a 22.466 euro, mentre in Veneto ha raggiunto i 24.493 euro. Una differenza di 2.000 euro che sposta Venezia sempre più in basso nella classifica dei redditi dei lavoratori. Settori come gli alloggio e la ristorazione ormai rappresentano quasi la maggioranza degli addetti, a differenza del Veneto, dove la manifattura rappresenta ancora più del 33% dell'occupazione. Questo ci dimostra come il nostro territorio si stia determinando solo e soltanto sulla monocultura turistica, sull'economia del turismo, un'economia che però sta continuando a produrre salari bassi e contratti di lavoro stagionali e precari. Nel veneziano un lavoratore su 10 è stagionale, il triplo rispetto al Veneto. 1 su 5 ha un contratto a tempo determinato. Un esempio emblematico, secondo la CGIL di Venezia, è l'aumento dei salari tra il 2019 e il 2023, che nella manifattura sono saliti di 2.300 euro, nel turismo di appena 680. Servono al nostro territorio scelte politiche diverse, scelte politiche delle istituzioni che mettano al centro la capacità di costruire un'economia plurale, un'economia in cui l'industria sia una parte essenziale del territorio insieme ai servizi ed è certo anche all'industria turistica. Un'economia plurale senza la quale rischiamo che Venezia diventi una delle province più povere d'Italia. E a proposito di turismo, c'è stato un blitz notturno non rivendicato per sensibilizzare sulla perdita di abitanti. Un blitz che ha coinvolto diverse parti della città di Venezia a essere prese di mira le locazioni turistiche con la scritta "Tu casa era mi casa". Tu casa era mi casa, o in altre parole, la casa dove trascorri le vacanze, perché l'interlocutore è evidentemente un turista e quella dove una volta abitavo io. La frase è comparsa stanotte sia sulle cosiddette key box, quelle scatolette che contengono le chiavi per entrare negli appartamenti in locazione breve, che a Venezia continuano ad essere ovunque, ma anche sulle tastiere elettroniche che servono allo stesso scopo, oltre che in alcuni manifesti. Si tratta di uno scotch rimovibile facilmente che non produce danni. L'azione non è stata rivendicata ufficialmente, ma con tutta probabilità si tratta dei collettivi per la casa e azioni analoghe si sarebbero svolte in contemporanea in altre città del nord Italia. A Venezia le segnalazioni del passaggio notturno sono prevalentemente nella zona dell'Accademia, di San Giacomo dell'Orio e di Castello. Degli oltre 80.000 posti letto turistici in continua crescita del comune di Venezia, 32.000 sono in locazioni turistiche. In alcuni casi gli affitti brevi di un solo proprietario coinvolgono oramai interi palazzi o, in alcune calli, più locazioni di più proprietari hanno occupato quasi tutti gli appartamenti. In città come New York, Parigi, Berlino, Barcellona il fenomeno è normato con leggi a volte molto severe. In Italia solo la settimana scorsa la Regione Toscana ha approvato la prima legge di regolamentazione degli affitti turistici nel nostro paese, riprendendo la proposta di legge di alta tensione abitativa, un collettivo nato a Venezia nel 2021. Commentando il fatto, il regista Andrea Segre, che alle locazioni turistiche a Venezia ha dedicato un film, ha osservato come questa facoltà il Comune di Venezia l'avrebbe da 2 anni, grazie all'oramai famoso emendamento presentato da Nicola Pellicani e approvato dal Parlamento con voto bipartisan. Domani pomeriggio il Patriarca Moraglia aprirà ufficialmente l'anno santo giubilare per la diocesi di Venezia. L'ostensione della Santa Croce sarà il rito che darà avvio al giubileo, come ci racconta Lorenzo Maier. Anche Venezia domani, così come tutte le altre diocesi, entrerà ufficialmente nell'anno del grande giubileo, accogliendo l'invito di Papa Francesco ad essere pellegrini di speranza. Alle 15 domani il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, guiderà la processione solenne con fedeli e pellegrini in arrivo da tutte le diocesi per giungere alla Basilica Cattedrale di San Marco, dove sarà celebrata l'Eucaristia. Sarà il rito di ostensione della Santa Croce, come previsto nella bolla papale del Santo Padre, in cui viene indetto il Giubileo, a segnare l'ingresso nel grande anno del Giubileo di Venezia.
Non è previsto dalle indicazioni liturgiche che il patriarca Francesco debba aprire alcuna porta santa, contrariamente a quanto era avvenuto in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia. 10 saranno le chiese giubilari nel territorio diocesano di Venezia, nelle quali i fedeli, recandosi in pellegrinaggio e pregando, potranno ottenere l'indulgenza plenaria alle condizioni stabilite dal Pontefice. Oltre alla Basilica Cattedrale di San Marco, in centro storico ci sono ad esempio la Basilica della Salute e la chiesa di San Silvestro Papa, ma altre chiese giubilari si trovano sparse anche in terraferma e in tutto il territorio diocesano. Un giubileo che mette al centro del Natale appunto una porta di speranza. Se guardiamo poi alla nostra società, è sempre più luogo di tensioni, le più disparate. L'altro spesso non è percepito come soggetto portatore di interessi seppur differenti dai miei, ma come un competitore, come un avversario. Alla pace sembra sempre mancare il tassello decisivo, la fraternità. Il motivo è semplice. Come potremo essere fratelli se non abbiamo un padre comune? E Dio oggi non è più percepito come il padre comune. Rimaniamo a Venezia per quella che è stata definita da più parti come l'isola che non c'è. Non può certo essere definita come l'isola che non c'è, il Bacan, piccola isola della laguna di Venezia, tra Sant'Erasmo e la Bocca di Porto del Lido, ma il fenomeno va comunque studiato con delle indagini appropriate. A rivelarlo è la docente universitaria professoressa Andrina Zitelli, grande esperta in tematiche ambientali, dopo lo stupore che si è sollevato nei giorni scorsi, non sempre appropriato. Questa nuova formazione di questa isola al Bacan, alla Bocca di Lido della laguna di Venezia, va detto che sono necessarie delle indagini per capire che cosa l'ha generata, quali sono le forze idrodinamiche prevalenti. Questi sedimenti possono essere o il frutto di un'erosione interna, per esempio sul litorale che sappiamo in arretramento dell'isola di Sant'Erasmo, oppure sabbie portate dall'esterno che non trovano la forza di essere distribuite altrimenti all'interno della laguna. Conoscono bene i bacani veneziani, in particolare coloro che risiedono a Castello e ce l'hanno davanti, d'estate uscendo in barca se lo trovano di fronte. Non è una novità, insomma, anche se negli ultimi anni sembra essersi ulteriormente rafforzata. Per ultimo ha fatto uno studio vegetazionale, cioè studiare le piante che hanno avuto possibilità di allignare su questi depositi e che ci possono dire molto, cioè se sono sedimenti che favoriscono l'impianto di vegetazione alofila, cioè tipicamente lagunare, oppure se sono piante molto comuni di natura terrestre, erbacee che si possono trovare in qualunque rilievo lagunare che non sia tipicamente regolato dalle maree. Scattiamo adesso una fotografia alla sanità veneziana. Conclusa l'ultima edizione del concorso fotografico Il Veneto che cura, una foto al mese, indetto dalla ULSS 3 Serenissima. Dei 300 partecipanti, scelti gli scatti dei 12 mesi racchiusi nel calendario 2025. La qualità delle foto è veramente altissima, la commissione ha anche un po' faticato per scegliere, diciamo, per non eliminare foto che meritavano comunque di essere esposte, però veramente quest'anno è stata un'altissima adesione, un'alta qualità delle fotografie e siamo veramente molto, come posso dire, riconoscenti a tutte le persone che hanno voluto partecipare, anche perché alla fine non si vince nulla se non l'onore di essere, come dire, appesi alle pareti dei nostri ospedali, nei nostri distretti e poi nei reparti. Il concorso raccoglie immagini del Veneto e delle sue bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche e anche quest'anno le 12 foto più belle, stampate in grande dimensione, vengono esposte agli ingressi di tutti gli ospedali di tutte le sedi della ULSS 3. Una al mese appunto. Grande l'orgoglio dei vincitori, come quello di Sara,
ben 2 le sue foto scelte e pubblicate in apertura del nuovo anno. Ed è stato veramente bello vedere la mia foto stampata così col mio nome. L'ho fatta a Rialto, questa qui è invece a Fondamenta Nuove e questa qui l'ho fatta col cellulare, quindi sono molto fiera. Questo per dire che non serve una macchina supersonica per fare delle foto insomma apprezzabili, ecco, dipende un po' dall'occhio e dall'esperienza. Ho partecipato a questo concorso con questa foto che sarebbero le famose, noi di Chioggia le chiamiamo le famose molecche. Questi sono i molecanti, sono pescatori abilitati a questo tipo di pesca. E già si pensa alla prossima edizione. E sicuramente se ci sono riuscito anch'io potete farlo tutti. Lo sport ci porta alla Maradona di Napoli. Penultimo turno del girone di andata del campionato di Serie A. Domani pomeriggio alle 15 il Venezia Football Club si troverà davanti il Napoli di Antonio Conte in piena corsa a scudetto per provare a fare quell'impresa sumata a pochi centimetri dal traguardo sia a San Siro contro l'Inter sia in casa della Juve. Gli arancione-verdi sono in un buon momento ma servono punti salvezza e l'ambiente allo stadio Maradona ex San Paolo sarà assai caldo. Mister Eusebio Di Francesco detta le linee di galleggiamento, conscio che sarà, sportivamente parlando, una battaglia. Stiamo lavorando in questa direzione insieme con i ragazzi, con il mio staff, con la società, legandoci tantissimo al concetto di spirito battagliero che non ci deve abbandonare mai, che fa parte della mentalità e della crescita di ogni calciatore e di ogni squadra. Non possiamo non passare da quello spirito lì. Il Venezia ritroverà con piacere al Maradona 2 amici veneziani, non in campo, ma oggi al lavoro per il Napoli nell'organigramma della società di Aurelio De Laurentiis. Sono Tommaso Bianchini, direttore marketing, e Giacomo Cosua, fotografo e creatore digitale. Tornando al campo, Di Francesco conosce bene Antonio Conte e sta in guardia. Sono una squadra che sta lavorando in una certa direzione, erano partiti in un modo, dopo sono passati a giocare in maniera differente. Hanno un allenatore secondo me che è determinato, vincente. Conosco molto bene Antonio, l'ho affrontato diverse volte, ma lo conosco anche un po' personalmente. Non lascerà nulla al caso, però noi dobbiamo fare altrettanto, sapendo che sì, potrebbe essere un compito proibitivo. Ben venga, in questo momento ben venga che ci mettiamo alla prova attraverso il lavoro che stiamo facendo, perché il nostro percorso di crescita deve passare anche attraverso queste partite. Ci lasciamo questa sera con il presepe di Loretta Zennaro di Chioggia, e da Venezia è tutto. Buona serata. So this is Christmas, and what have you